Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon mercoledì 15 maggio, vi ricordo il solito numero per chiamare in diretta, per fare domande ai nostri ospiti, per commentare le notizie del giorno, il numero è 02 66 20 35 29 oppure mandateci un SMS al numero WhatsApp che è il 346 64 27756. Proprio oggi parleremo di WhatsApp perché ieri, o se non sbaglio l'altro giorno, c'è stato un attacco degli hacker su WhatsApp e per appunto chiarire un po' quello che è successo abbiamo con noi Alessandro Rico, un amico di RPL, giornalista della Verità. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori. Allora, grazie mille come al solito per aver accettato il nostro invito, Alessandro. Allora, WhatsApp, no? Quando è stata creata questo strumento, ecco, per mandare i messaggi che ormai hanno tutti sul proprio cellulare? Nel 2009. Quindi poi ha avuto un grandissimo successo. Ieri cosa è successo? Raccontaci un po'. Dunque, ieri è uscita la notizia secondo cui WhatsApp non sarebbe un'applicazione sicura o almeno a prova di spioni, nel senso che negli scorsi mesi l'applicazione è stata oggetto di un attacco hacker. Sì. Bastava ricevere una telefonata di quelle, le famose chiamate WhatsApp, che a volte partono anche per sbaglio, comunque da questo numero creato dagli hacker. Un numero comunque visibile. Un numero visibile anche senza rispondere, però il grande trucco qual era? Che addirittura questo malware, cioè questo virus che riuscivano a inoculare nell'applicazione degli hacker, poteva anche poi cancellare la chiamata ricevuta dalla lista, dall'elenco salvato. Quindi uno poteva ricevere questa chiamata, non rispondere, magari perché non sentiva, perché aveva il cellulare di là, perché aveva il silenzioso, sì, e poi non accorgersi che questa telefonata era arrivata. Nel frattempo però che succedeva? Che la chiamata attivava fotocamera e microfono del proprio smartphone, sia iPhone sia Android, e quindi spiava tutto quello che noi facevamo. Questo ovviamente a che serve? Per raccogliere dati, informazioni personali che poi vengono svendute, sì, al miglior offerente. In realtà in questo caso pare che ci fosse dietro un'azienda israeliana, ecco, che avrebbe avuto di mira un attivista che in passato aveva avviato una causa contro questa agenzia, e in effetti molte organizzazioni non governative israeliane hanno poi protestato con il governo dicendo: voi praticamente state autorizzando una società privata a vendere armi informatiche. Quindi i numeri erano mirati, i numeri che si volevano spiare, no? Ma presumibilmente sì, però sai, quando ci troviamo di fronte a una tecnologia del genere, secondo me poi la tentazione ovviamente è quella di utilizzarla anche poi a scopi commerciali, no? Cioè non solo per la vendetta nei confronti del singolo o dei gruppi che si vogliono bersagliare, ma è molto facile poi utilizzare questa tecnica per colpire qualunque numero di qualsiasi utente, e poi magari vendere informazioni commerciali, dati e quant'altro alle società che come sempre li richiedono. D'altronde sappiamo bene, no? Tutti i casi da Cambridge Analytics a Facebook sono tutte società che poi, sì, hanno del commercio dei dati fanno un must. Sì. Senti Alessandro, ma come ci si può difendere da queste intrusioni? Guarda, quindi fai una domanda molto difficile, più che altro perché è al di fuori della mia competenza, nel senso io non sono un informatico, più che altro la mia preoccupazione è proprio che possa difendere. Cioè, ripeto, non sono un tecnico, sì, non sono un ingegnere informatico. La mia sensazione è che ormai noi siamo estremamente esposti a questo genere di minacce, sì, e siccome poi questi fenomeni fanno il paio con le richieste sempre più pressanti dei governi a queste agenzie come Facebook e gli altri social network a esercitare addirittura un controllo e un filtro sull'informazione, sì, secondo me c'è tutt'altro che da stare tranquilli. Cioè noi veniamo spiati da Alessandro, non ti sentiamo benissimo.
Ecco, non ti sentiamo benissimo, sì, a io vi sento bene. Ora sì, ora sì. Ah, perfetto, allora si vede che c'è stato un momento, vedi, forse ci stanno spiando, hanno capito che questo è un argomento proibito, cercano di toglierci la linea, no, per dire insomma che qui il problema secondo me è appunto se ci possiamo difendere, perché qui abbiamo un pericolosissimo intreccio tra interessi privati, quindi entità private come sono i social network e tutte le varie società che si occupano di database, e i governi. Noi abbiamo visto casi eclatanti negli Stati Uniti, no? Con la famosa agenzia National Security Agency che spiava milioni di cittadini americani con la scusa dell'antiterrorismo, ma poi in realtà si è visto raccoglieva dati a fini elettorali. Certo. Abbiamo avuto il grande scandalo di Cambridge Analytica, quindi il problema è perché ci accorgiamo di questi fenomeni solo e soltanto quando abbiamo il sospetto che favoriscano i cattivi sovranisti, cioè quando c'è di mezzo Steve Bannon, quando vince Brexit, quando vince Trump. Tant'è che poi è di questi giorni, no, la notizia di Zuckerberg che va da Macron, la chiusura di 23 pagine in qualche modo fanpage, ecco, non ufficiali di Lega e 5 Stelle per le fake news. Le fake news sono sempre quelle, no, dei populisti e dei sovranisti. Mi sembra che il problema sia un po' più complesso di così. Sì, senti Alessandro, poi anche Instagram viene utilizzato tantissimo oggi. Basti pensare ad esempio che pochi minuti fa ho letto una notizia che il cantante Fedez ha riportato in rete la nonna, no? E subito il profilo ha superato i 130.000 follower. Ormai siamo un popolo social, no? Sì, a me ti dico la verità, un'altra cosa che sembra molto inquietante è quest'ondata di genitori e soprattutto neogenitori che spiattellano i figli sui social network. Cioè non ci scopriamo anche politiche di proprietà sulle immagini. Cioè è vero che poi su Facebook si possono impostare diversi livelli di privacy, no? Per cui noi scegliamo se l'immagine che pubblichiamo la visualizzano solo le persone che sono nel nostro elenco amici, solo loro più i loro amici, oppure se l'immagine è pubblica. Però è anche vero che l'immagine che noi poi pubblichiamo sul social network diventa di proprietà intellettuale del social network. Ora, io non penso che Zuckerberg poi allestisca un commercio clandestino di foto a sfondo pedofilo, però io, mio figlio minorenne, su un social network non ce lo metterei, se ne avessi uno, cioè se avessi un figlio. Vedo invece che è una moda che è piuttosto diffusa, per cui anche qui io inviterei le persone a essere molto prudenti sui contenuti che condividono sui social network, ma anche per delle banalità, perché sai, magari io scrivo vado 2 settimane in vacanza alle Maldive, pubblico le foto e poi torno a casa e ritrovo la casa svaligiata perché i ladri sapevano che ero andato in vacanza. Come è successo? A questo punto dobbiamo essere noi a farci furbi e a saperci difendere. Benissimo. Senti Alessandro, adesso torniamo un po' ai tuoi articoli, perché tu scrivi sulla Verità. Questa mattina ti sei occupato di una brutta notizia di cronaca che ha visto coinvolta purtroppo la signora Anna Tomasino, una signora di 89 anni a Roma, no? Che cosa è successo nel quartiere Monte Sacro di Roma, che è una zona residenziale a nord-est della capitale? Il 5 maggio, la sera del 5 maggio. Sì, la sera del 5 maggio è successo che purtroppo questa signora, 89 anni, di origini napoletane, però viveva a Roma da anni, è stata raggiunta stava parlando al telefono con un'amica, è stata raggiunta da questo gruppo di romeni, 5 rom, in realtà erano di etnia serbo-bosniaca, e si sono introdotti in casa sua, hanno rotto una finestra, lei se ne è accorta e nel momento in cui li ha sorpresi questi l'hanno aggredita, non le hanno nemmeno lasciato il tempo di chiedere aiuto e l'hanno colpita alla testa e la signora purtroppo è morta il giorno dopo in ospedale. Ora, questi rom che cosa hanno fatto? Dopo essere stati tutti quanti arrestati, il primo si era consegnato già la domenica ai carabinieri di Cinecittà, altri sono stati beccati chi a Ventimiglia che cercava di passare il confine, chi a Moncalieri rifugiato da parenti, chi a Pomezia, chi nel campo rom del Prenestino che è già tristemente noto. Forse i nostri ascoltatori ricorderanno la studentessa cinese che 3 anni fa morì travolta da un treno mentre inseguiva
i rom che gli avevano scippato il portafoglio, la borsetta. Sì. Si sono giustificati dicendo: ma noi stavamo festeggiando quella sera San Giorgio, il nostro patrono, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto un po' troppo, abbiamo alzato il gomito e ci siamo detti allora andiamo a rubare. Follia assoluta, nel senso che cioè, che facciamo? Alziamo il gomito, poi facciamo la zingarata di andare a tirare gli schiaffi a chi parte col treno, andiamo a rubare in casa delle vecchiette. Quindi il tema qual è? Che non ho sentito scandalo da parte dei giornaloni, che invece di solito quando c'è di mezzo un cattivo populista razzista di Casa Pound si stracciano le vesti. Pensiamo al trattamento mediatico molto duro, anche giustamente, che è stato riservato ai presunti stupratori di Casa Pound. Qui invece abbiamo di mezzo una signora, una donna ammazzata, una donna sola in difesa ammazzata da 5 uomini. Nessuno parla di femminicidio, nessuno ci viene a dire non ci sta bene che no, sapete il motto che adesso dicono le femministe, cioè tutto normale. Tra l'altro insomma, con una giustificazione che hanno dato 5 che fa veramente accapponare la pelle. Quindi come al solito vediamo un'indignazione a targhe alterne da parte dei soliti giornaloni, delle solite femministe, che sono pronti a scandalizzarsi quando si può sfruttare un certo episodio mediatico contro i populisti, e che invece questi fenomeni tendono sempre un po' a lasciarli sotto traccia, perché ci restituiscono una realtà. E la realtà è che purtroppo ci sono problemi di criminalità legati a certe etnie. Tra l'altro io nel pezzo facevo anche notare come i rom siano una cultura veramente patriarcale, per cui se le femministe devono fare una battaglia è proprio per il patriarcato che si applica all'interno dei gruppi rom. Io citavo una ricerca che era stata condotta lo scorso anno che parlava dei matrimoni precoci tra le ragazze nomadi. Cioè qui parliamo di un 90% di ragazze che si sposano prima dei 20 anni. Addirittura il 40% prima dei 15 anni, cioè qui siamo veramente, rasentiamo la pedofilia, però su questo nessuno dice niente, ci raccontano la cultura rom, sì, una cultura tradizionalista, ma tutto sommato è bello così, anzi siamo noi gli intolleranti che li perseguitiamo, insomma è il solito spettacolino. Senti Alessandro, parliamo adesso di decreto sicurezza bis. Il ministro Salvini ha promesso il decreto sicurezza bis, che è un'integrazione insomma del decreto sicurezza. Quali sono i punti? Non so se hai letto la bozza di questo decreto. Beh, certo, innanzitutto direi di contestualizzare la richiesta di questa nuova discussione. Noi sappiamo che in questi giorni ci sono stati molti attriti tra le due componenti della maggioranza, con i 5 Stelle che a volte hanno attaccato la Lega anche in modo molto gratuito, però si è potuta già intravedere una sorta di via d'uscita da questa impasse, che forse è anche un po' di elettoralistico, proprio in una specie di scambio a monte, cioè da una parte la Lega con delle aperture su salario minimo e conflitto di interessi, dall'altro lato ovviamente il 5 Stelle che deve in qualche modo cedere su flat tax e su sicurezza e immigrazione. Allora c'è un'ulteriore stretta qui sul decreto sicurezza rispetto alle misure che erano già state prese con il precedente decreto. Quindi il bis cosa fa? Combatte ancora più aspramente, questo è uno dei temi che ha tenuto più banco in questi giorni, l'azione delle ONG, perché prevede addirittura sanzioni tra i 3.500 e i 5.500 euro per ogni straniero che viene soccorso e trasportato in Italia dalle navi che pattugliano il Mediterraneo. Questo perché in questi giorni effettivamente anche le ONG hanno alzato il tiro, si sono riviste, si sono riaffacciate sul Mediterraneo, a cominciare soprattutto dall'ONG di Luca Casarini, che ci eravamo abituati a vedere nei Corteino Global 15 anni fa, adesso è ricomparso in mezzo al mare, pure con un prete che ha detto che andrà a dire messa tra gli immigrati. Quindi questo è uno, diciamo, dei temi che ha tenuto più banco, perché poi si è detto no, ma salvare vite non può essere mai, non può mai comportare una sanzione. Il problema qual è? Che è stato dimostrato che l'azione delle ONG, incoraggiando le partenze e soprattutto man mano che le ONG si spostano verso la costa libica, incoraggia i libici a partire con imbarcazioni sempre più di fortuna,
Quindi l'operato delle ONG favorisce i naufragi e favorisce le morti in mare, tant'è che meno ONG, questo l'aveva capito già Marco Minniti, significano, il predecessore di Salvini, significano meno partenze, meno naufragi, meno morti in mare. Quindi la lotta alle ONG è di per sé un gesto umanitario, cioè l'umanità non è quella di andarsi a raccogliere i disperati che noi abbiamo messo nelle mani dei trafficanti in mezzo al mare, ma l'umanità è quella proprio di contrastare l'operato delle ONG che favoriscono così anche indirettamente il traffico di esseri umani. Benissimo, senti Alessandro, abbiamo una telefonata in questo momento, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono sempre io, Angela di Novara. Lo so, lei è sempre preoccupata, signora? Un po' meno, perché ho sentito la risposta di quel signore l'altro giorno. Sì. Comunque adesso vorrei parlare non con parole mie, ho qua davanti la Bibbia e dice così: il libro della Sapienza dice: il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità e l'incorruttibilità rende vicino a Dio. Dunque il desiderio della sapienza innalza al regno, quindi speriamo che si vinca alle europee. Se dunque, comunque qua dice espressamente così: il rispetto delle leggi il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità. Benissimo, chiarissima signora. Alessandro, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, sono Alba di Varese. Sì, prego. Senta, io dovrei fare una critica a Di Maio e a Salvini. Sì. Allora, l'Europa ha detto che noi dobbiamo tenerci tutti, anche i delinquenti, in poche parole. Perché il ministro degli interni e Di Maio non interviene sull'Europa? Dovrebbero fare questa storia, perché dicono no, noi non ci teniamo a questo. Se voi ci obbligate a questo non paghiamo più i debiti. Ecco. Allora ci obbligate a fare questo fuori dall'Europa. Punto. Alessandro, vuoi commentare un po'? Allora, per quanto riguarda quello che ha detto la nostra prima ascoltatrice, a me viene in mente poi l'operato del cardinale Che Guevara lì, delle elemosiniere del Papa che è andato a riallacciare la corrente al palazzo occupato. Allora è chiaro che dal punto di vista, diciamo, religioso, visto che la signora citava la Bibbia, il cristiano può violare una legge, ma deve essere una legge giusta. Io non credo che la legge che prescrive di pagare il dovuto quando si consumano elettricità, acqua, gas e luce sia una legge giusta. Tanto più che se si tira fuori l'emergenza abitativa bisogna anche dire che la soluzione non è certo che un collettivo professionista delle occupazioni e della violazione delle norme vada a occupare uno stabile che non gli appartiene, chieda il canone alle famiglie che ci vanno, allestisca discoteche senza nessuna norma di sicurezza, lasci che si spacci droga là intorno, quindi non mi pare che sia questa la soluzione che può essere avallata dalla Chiesa. Per quanto riguarda invece l'intervento della nostra seconda ascoltatrice, lei ha ragione a indignarsi di quello che ci è stato prescritto dalla Corte Europea. Adesso bisognerà vedere anche come le legislazioni nazionali potranno recepire questa sentenza. Certo, il tema è che se noi gli immigrati ce li dobbiamo tenere pure quando delinquono, perché magari a casa loro il cognato li ha minacciati perché hanno tradito la moglie, qui non se ne esce più. Ma come si accerta? Molti ci vengono a raccontare che sono stati che sono a rischio della vita perché hanno litigato magari con un parente che li ha minacciati. Allora scusate, se basta questo per tenerci delinquenti, qui veramente siamo fuori dalla grazia di Dio per tornare al tema religioso. Alessandro, c'è una voce nuova qui che dice come si accerta. Una voce vecchia, questa... Giulio Cainarca. Come si accerta, Giulio? Il problema, facendo la rassegna stampa stamattina, la domanda che viene fuori è come si accerta, ovviamente, che nel paese d'origine si corrano rischi gravi, perché è lo stesso tipo di accertamento che molto spesso non è possibile fare già oggi, perché già oggi esiste questa possibilità, questo vincolo, no? A maggior ragione si è rafforzato. Come fai ad accertarlo? Esatto. No, infatti era quello che dicevo io con l'esempio così ironico del cognato che minaccia, cioè questi basta che dicono, magari si inventano io sono omosessuale,
nel mio paese lapidano gli omosessuali, dopodiché io come faccio a controllare che quello, faccio come il Marchese del Grillo quando sorprende la sua amante a letto con che c'è la scena dove la sua amante c'ha il ragazzino e la mamma della ragazza fa finta che è il suo diamante, allora dice adesso fatemi vedere come fate all'amore, cioè che faccio, prendo l'immigrato che si dichiara omosessuale e gli dico adesso fammi vedere come fai all'amore con tuo fidanzato. Cioè, è chiaro che c'è un'impossibilità molto spesso di accertare queste situazioni, che diventa poi una tana libera a tutti. Ecco, Alessandro, sentiamo, abbiamo il tempo per un'altra telefonata prima della pausa pubblicitaria. Pronto? Pronto? Sì, prego, buongiorno. Sono Paolo. Allora, io volevo sapere una cosa, come mai la stampa continua a criticare questo programma e questi due movimenti della Lega e 5 Stelle e tutti gli danno addosso? Perché mi sente? Sì, la sentiamo. Quindi vuol dire che diamo fastidio e che quindi l'intenzione è quella di oscurare tutto. Un'altra cosa, io spero che riescano a durare, perché tutti ci danno già per morti che non si riuscirà a fare niente. Io non riesco a capire il PD con tutto quello che ha combinato. Adesso è ancora a favore dell'Europa e siamo succubi dell'Europa, non sappiamo più che cosa si può fare per risolvere la questione europea. E io spero che la coscienza di questi due politici, Di Maio e Salvini, portino la barra dritta. Un'altra cosa che poi chiudo, continuate a lasciare le telefonate aperte, la possibilità di chiamare, perché è l'unica radio che riesce a farlo. Vi ascolto la risposta, grazie. Grazie. Giulio, sono aperte dalle 9:30. Lo facciamo sempre, sì, dalle 9:30 dopo la rassegna stampa praticamente sono sempre aperte le linee. Sì, tutta la giornata. Anche dall'onda libera, subito dopo le 9:30 sulla notizia, poi con te e oltre. Sì. Alessandro, vuoi commentare le parole del nostro ascoltatore? Direi che lui ha colto nel segno. Sappiamo che i media sono ostili in modo preconcetto a questo governo. Tra l'altro la cosa più curiosa è che spingono poi per portare il Movimento 5 Stelle tra le braccia del PD e viceversa. Ma secondo me è proprio questo poi che terrà unite le due componenti della maggioranza. Io su questo voglio lanciare una provocazione. Secondo me quella a cui stiamo assistendo in questi giorni è più una boutade tra Salvini e Di Maio. Secondo me Salvini è disposto anche a cedere qualche punto percentuale rispetto all'alleato per evitare che nel 5 Stelle ci sia il ribaltone, calzino Di Maio, arrivi la sinistra, vadano col PD e lui venga isolato, ma soprattutto sia costretto a tornare con un centrodestra che lasciamo perdere, soprattutto nel partito di Berlusconi, quello che sta succedendo. Quindi secondo me qualche speranza ce l'abbiamo. Benissimo, allora carissimo Alessandro, ci sentiamo subito dopo la pausa pubblicitaria e ci sentiamo per altri 2 minuti. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici e carissime amiche di RPL, con noi in collegamento telefonico abbiamo Alessandro Rico, qui c'è una voce nuova, c'è il direttore Giulio Cainarca. Alessandro, parliamo un po' di quello che succede a Milano, no? Ad esempio ieri si è fermata la metro, però Milano risulta sempre il paradiso, no? Un po' su tutti i giornali, come mai? Viene pompato il modello Sala, tra l'altro a proposito di decreto sicurezza, tra le varie misure che il Viminale in questo periodo ha previsto per contrastare la criminalità c'è anche quella delle zone rosse della droga, no? Per cui ci sono alcune zone che devono essere particolarmente presidiate. A Milano ce ne sono parecchie, ci sono i Navili, c'è la Darsena, c'è la stazione centrale e addirittura lì il prefetto di Milano si è rifiutato di chiamarle zone rosse, ha usato un'altra espressione più politicamente corretta, però insomma i problemi a Milano ci sono, ce ne sono parecchi, c'è il degrado, basta farsi un giro intorno alla stazione centrale, c'è l'immigrazione fuori controllo, ci sono i clochard, c'è lo spaccio di droga, il boschetto di Rogoredo è famoso. Quindi però se succede qualcosa a Milano, tipo una metro che fa una frenata e fa male alle persone, oppure se va in tilt la metro come è successo ieri, nessuno dice niente. Se succede a Roma, la Raggi, il Movimento 5 Stelle, degli incompetenti, degli incapaci. Ecco, facciamo bene la tara delle cose e non lasciamoci infinocchiare dai media che pompano il modello Sala, questo nuovo leader della sinistra così politicamente corretto, antifascista, pro accoglienza. Che oggi sul Corriere dice ci vuole una sinistra più larga. Il PD al governo, il PD. L'Ulivo, rivogliono l'Ulivo. Senti Alessandro, tu vivi a Milano, giusto? Sì. Ma ci sarà una cosa che ti piace di Milano? No, vabbè, scusatemi. Allora, no, io volevo soltanto dirvi che dobbiamo stare attenti alla retorica che si costruisce. Sì. C'è stato un bellissimo articolo di Mario Giordano qualche settimana fa sulla Verità che diceva sì, ma a Milano soffochiamo perché c'è lo SBOT, però abbiamo l'home banking. Cioè, secondo me qui il tema è fare debunking, cioè demistificare certi miti che si sono costruiti. Poi è chiaro, Milano è una città assolutamente in espansione, viva, in crescita, cioè questo nessuno lo mette in dubbio, mentre Roma è chiaramente una città in decadenza. Però dobbiamo fare pure un po' la tara sulle cose, insomma, sfatare i miti per evitare di contribuire a pompare personaggi che non lo meritano. Benissimo, allora Alessandro, ti ringraziamo per essere stato qui con noi questa mattina, con te ci risentiamo domani alle 13:10 per la trasmissione sull'Europa e sulle prossime elezioni europee, mancano pochissimi giorni, Giulio. Allora, grazie mille Alessandro. Grazie. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Grazie mille ad Alessandro Rico, giornalista della Verità. Ora Giulio abbiamo anche un altro giornalista, questa volta però di Libero. Abbiamo il pugliese Gianluca Veneziani. Ciao Gianluca. Ciao, buongiorno. Felice di sentirti col sorriso, ecco. Subito oggi è in modalità ridanciana. Oggi. No, perché c'è il direttore che mi fa... no, sono io che faccio questo effetto. Sì, allora. Vabbè, in copia. Se io ti metto il buon umore non posso che esserne contento. È un effetto poco autoritario, un poco, diciamo così, poco istituzionale, ma molto, molto simpatico, diciamo. Allora, Gianluca, raccontaci un po' del Salone del Libro, no? A Torino. Tu sei stato lì, hai partecipato a degli incontri, raccontaci un po' com'è andata, cosa hai potuto... La buona notizia è che sono ancora vivo, ecco, posso raccontarlo. A parte le battute, più che il Salone del Libro bisogna raccontare quello che è successo prima del Salone del Libro, che secondo me è un episodio inedito nella storia culturale italiana e anche un pericolosissimo precedente. Cioè, per decisione univoca di fatto del sindaco appendino e del governatore del Piemonte Chiamparino, quindi 5 Stelle PD, speriamoci, e su sollecitazione di alcuni interlocutori pseudotali tipo Cristian Raimo, che alcuni giorni prima aveva stilato su Facebook una sorta di lista di proscrizione, mettendo all'indice non solo Altaforte, che è il protagonista di questa vicenda, ma anche altri giornalisti, intellettuali o editori, ecco, di area o comunque di
destra o di centrodestra. Ebbene, per via di questo diktat arrivato all'alto, il Salone del Libro esclude una casa editrice, cioè Altaforte, che è una casa editrice vicina a Casa Pound, esclude perché questa casa editrice aveva regolarmente acquistato uno spazio pagandolo, che sarebbe andata lì come tutte le altre case editrici, parliamo di centinaia di case editrici, a presentare i propri libri, stop, cioè non a fare apologia di fascismo né a fare campagna elettorale per Salvini, a presentare i propri libri, cioè a fare ciò per cui esiste. Una casa editrice pubblica libri, li presenta, stop. È un precedente gravissimo, perché il pretesto che si adotta è che l'editore, questo Francesco Polacchi, avrebbe, anzi ha detto in una trasmissione radio, se non ricordo male, che lui è fascista e che l'antifascismo è il vero male di questo paese. Dichiarazioni condannabili da cui è giusto prendere distanze, ma che non possono determinare l'esclusione di una casa editrice. Cioè, un conto sono le frasi che io dico, le possono essere deprecate, poi sono diventate oggetto di inchiesta, perché addirittura è stato aperto un fascicolo giudiziario sulle dichiarazioni di questo, quali della nostra giustizia non abbia già fin troppi problemi. Dicevo, un conto sono le dichiarazioni, altro è l'esistenza e il diritto a essere lì di una casa editrice. Questo non è stato fatto, esclusa la casa editrice. Come dire, questo segna un precedente gravissimo in termini di libertà di espressione, di possibilità di esserci di tutte queste case editrici. D'altro canto, però, per chiudere il discorso, questo ha fatto una grandissima pubblicità alla casa editrice, la quale già prima di pubblicare il libro, uscito in quei giorni, aveva già 6.000 preordini su Amazon, dove era anche in testa come vendite. Quindi è anche Gianluca, una dimostrazione di autolesionismo. Ci sono due telefonate e poi un'osservazione, perché qualcuno oggi ha ricordato che Curcio e la Faranda hanno presentato libri al Salone. Esatto, assolutamente. E dall'altro lato, a me che ha colpito di questa storia è che sono Regione e Comune come principali azionisti a dire quello deve sloggiare, che è una roba grave secondo me, perché Regione e Comune... Capisco su un dibattito in rete quello deve sloggiare, quello deve rimanere, però poi c'è un principio di legalità elementare. La Costituzione non punisce la manifestazione, oltretutto la manifestazione del pensiero non è punita se non nei casi di ricostituzione del partito fascista, nel caso specifico. Quindi la normativa penale sanziona soltanto la ricostituzione del partito fascista o gli atti, diciamo, finalizzati a questo scopo, mi sembra. Quindi che delle istituzioni si permettono di dire da noi la legge ce la mettiamo sotto i piedi fa il paio col cardinale elettricista, secondo me, da un punto di vista della legalità. Due chiamate, pronto? Sì, buongiorno a tutti, Lisetta. Buongiorno. Allora, ancora su Milano. Primo, Milano, secondo me, dovrà continuare a confrontarsi con due tipi di miseria. Allora, il primo riguarda la povertà, e in particolare la povertà infantile, che a Milano coinvolge 20.000 bambini. Le istituzioni sociali della città, guidate in parte, sono dalla Fondazione Cariplo. Poi l'altra miseria riguarda la presenza mafiosa, in particolare dell''ndrangheta, le testimonianze e gli interventi della coordinatrice antimafia di Milano Alessandra Dolci. Ecco, ogni futuro di Milano passa dunque, secondo me, verso queste due declinazioni della miseria. Vi saluto, arrivederci. Grazie Lisetta. Gianluca, sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signor. Prego. Io so l'argomento più leggero, volevo lanciare una provocazione per gli striscioni che metteranno sabato i nostri, diciamo, quelli che ci vogliono bene, di lanciare un concorso per premiare il più bello, il più stupido, il più fantasioso. Striscione contro... Questa è una cosa simpatica. Striscioni che metteranno. Salvini deve bandire un concorso. Avanti con gli striscioni, vediamo chi è il più fantasioso. Vediamo un po' come la prendono i nostri, quelli che ci vogliono bene. Va bene, buongiorno e scusate, il mio è un argomento molto leggero, ma benissimo. Quando qualcuno... Sempre in tema di libertà di espressione, perché viva lo striscione, secondo me, no? Gianluca. Beh, certo. Gianluca. Ma sul primo tema credo si riferisse a un tema affrontato prima sulla povertà a Milano, ma io darei uno sguardo sulla povertà in generale in Italia, anche a partire dal caso avvenuto a Roma, ormai noto, dell'elemosiniere del Papa, che è andato in questo stabile
occupato da 450 persone a riattivare una luce che la società elettrica aveva giustamente, visto che questi non pagavano le bollette, interrotto. Ci sono due problemi macro, secondo me, in termini di povertà. Il primo, appunto, è il far fronte alla povertà, cioè cercare di applicare misure di welfare che aiutino gli ultimi, che smentiscano l'attribuzione delle persone in graduatoria, l'attribuzione delle case popolari, intendo tutte queste persone che aspettano anni e che a volte, bisogna riconoscerlo, prese dalla disperazione, compiono gesti estremi come occupare una casa, o ancora più grave si affidano a organizzazioni criminali, a un vero e proprio racket che fornisce loro delle case. Quindi un conto è far fronte alla povertà e cercare di risolvere il problema con misure che secondo me non hanno niente a che fare con il reddito di cittadinanza, che non aiuterà il problema, né lo risolverà. L'altro problema, però, l'altro aspetto è ripristinare la legalità, applicarla, cioè da un lato controllare, verificare che tutti questi stabili vuoti siano sotto il controllo dello Stato e non delle mafie, e dall'altro, nel momento in cui questo non è, quindi questi edifici sono occupati, sgomberarli. Quindi i due piani come vanno insieme, ecco, è una cosa che deve camminare su entrambe le gambe, e forse così insomma si riuscirà anche a ridurre il malcontento. E sul secondo aspetto delle restrizioni, proprio oggi ho pubblicato un articolo sul Libero in cui dico, ammetto, ma anche a nome personale, ma di tutta la testata, insomma, che la libertà di espressione va sempre difesa, tutelata, qualunque sia l'oggetto della contestazione, che sia Di Maio o che sia Salvini o altri, purché chiaramente la contestazione, la frase, lo slogan non siano un invito esplicito alla violenza. Ecco, se scrivono Salvini muori o uccidiamo Salvini, è evidente che lì ci sono immagini per rimuovere le funzioni, ma nel momento in cui è una contestazione generica sulla persona, sul partito, ben venga, cioè siamo in democrazia. Però ricordo anche un'altra cosa, che nel momento in cui attivisti di destra o comuni cittadini hanno criticato, contestato con striscioni e manifesti esponenti del PD o della sinistra in genere, allora quelli di sinistra hanno detto è un'intimidazione, è una provocazione, cioè che la libertà di espressione vale sempre per tutti, non solo nei confronti di Salvini. Ecco, Gianluca, va ricordato. e la signora si riferiva, ricordiamo, a sabato, no? Oltre alle varie manifestazioni in giro per l'Italia a cui partecipa il ministro Salvini, sabato perché alle 18, come sappiamo, ci sarà il ministro in piazza Duomo. Gianluca, un'altra telefonata, poi ti passo Giulio che ti deve leggere una notizia. Sentiamo, pronto? Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno, sono Lori da Monza. Io ho appena acceso adesso la radio, ho sentito l'intervento del vostro ospite Gianluca, se non erro. Sì, Gianluca Veneziani, sì. Esatto, che ha espresso in modo molto chiaro quello che è successo alla Fiera del Libro di Torino. Esattamente mi riferisco alla casa editrice che è stata bandita. Ora lui ha espresso una serie di motivi, costituzionali che mettevano in risalto quello che era il discorso dell'apologia del fascismo. Ora, se questa è la verità e se questi cialtroni della sinistra, il governatore e il sindaco, si sono permessi di, vietare a una casa editrice che ha lautamente pagato il suo posto per poter essere presente, questa la dice lunga su quello che è il senso di democrazia. Mi sembra di essere tornati indietro nel ventennio, nel senso che se tu non eri d'accordo con me, io praticamente ti liquidavo. Per cui attenzione a pronunciare la parola democrazia. In seconda battuta mi riferisco a quel cialtrone di Somaro, di Parenzo, che tutte le volte che tocca il discorso della Fiera del Libro mette in risalto esattamente una ragione completamente opposta. Non dice la verità, non dice esattamente quello che è stato fatto ed è stato mistificato, ma dice esattamente quello che questa casa editrice fa a favore di Salvini, il che lascia spazio a una falsità veramente becera. Vi ringrazio, vi saluto, buona giornata, complimenti a tutti, complimenti. Grazie mille. Allora, c'era una notizia, è stato iscritto nel registro degli indagati, come si dice, Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia. L'accusa è di finanziamento illecito nei confronti di un candidato alle elezioni europee. Era stato già ascoltato dai pubblici ministeri nell'inchiesta dell'antimafia sulle tangenti a Milano Varese, quella
che ha portato a 43 fermi l'altra settimana. L'accusa per Bonometti è di aver effettuato un finanziamento di 31.000 euro illecitamente, con un meccanismo particolare. La cifra sarebbe stata riconosciuta in cambio di un testo di poche pagine che però risulta scaricabile anche sui siti di tesi di laurea online, sta scrivendo Repubblica in questo momento. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti quindi di una forma di finanziamento illecito. Ci sono altri 2 imprenditori che sono stati iscritti nel registro degli indagati, medesima accusa. Gli investigatori hanno ricostruito il caso di un altro imprenditore che avrebbe acquistato una consulenza con lo stesso meccanismo, poche pagine copiate a fronte di un compenso di 40.000 euro. Spesa non da poco, perché il fatturato dell'azienda in questo caso era di 200.000 euro. Queste per ora le notizie a disposizione sull'indagine sul presidente della Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Gianluca, volevo farti un'ultima domanda. Oggi c'è un'intervista sul Corriere del ministro Salvini che dice 5 Stelle andiamo avanti, basta attacchi. Dopo le europee quale sarà lo scenario, ecco, secondo te? Io non sono convinto di questa cosa, cioè che siano soltanto schermaglie elettorali. Cioè Salvini e Di Maio stanno un po' giocando a darsi contro, perché questo darsi contro in fin dei conti paga per entrambi in termini elettorali, cioè entrambi hanno necessità di incassare, ecco, secondo me lo farà molto più la Lega che i 5 Stelle, quindi questo clima antagonista tra loro aiuta secondo me entrambe le forze poi a polarizzare il consenso nei propri confronti. Il clima è verosimile che si rasserenerà soprattutto dopo la tornata elettorale, ma non solo perché ci sono buoni rapporti tra l'uno e l'altro, forse adesso sono peggiorati anche a livello personale, ecco, questo non lo nego, ma il punto è che restare al governo di fatto conviene a entrambe le forze politiche, non soltanto come si potrebbe pensare per mantenere le poltrone, ma conviene soprattutto per tenere i voti alti, perché in realtà questi partiti si accreditano nel momento in cui riescono a portare a casa qualcosa, vedi la Lega con la legittima difesa, il contrasto all'immigrazione, e i 5 Stelle hanno tutto l'interesse a vedere implementato il reddito di cittadinanza, le misure contro la povertà, quota 100 e così via, quindi è un interesse politico di entrambi e anche, come dire, elettorale, ma nel senso di raccolta voti, di mantenimento del consenso, restare al governo. Sì. Quindi secondo me anche i dissidi personali verranno messi da parte per un interesse superiore. Ora però chiaramente bisogna capire quanto questi interessi politici di entrambe le forze corrispondano agli interessi del Paese. Ecco. Chiaramente l'auspicio è che sia così. Resta il fatto che come posizioni sui contenuti questi partiti sono molto diversi, quindi soprattutto Salvini doveva fare un grande sforzo di mediazione per cercare di tenere la barra dritta. Ok, allora Gianluca, prossimi tuoi articoli sul Libero in uscita in questa settimana o anche nella prossima? Ma come sai è un lavoro in cui si vive alla giornata seguendo l'attualità, ecco. Certo. Probabilmente si tornerà sul discorso delle moniere che ormai ha scosso le coscienze di cattolici e non, è anche un caso abbastanza bizzarro, devo dire divertente nella sua gravità comunque, quindi seguirò sicuramente questo e poi ora un focus sicuramente sulle elezioni imminenti, quindi non escludo di fare intervista a qualche candidato e di fare pezzi politici più strettamente politici. Benissimo, allora Gianluca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo presto. Grazie a te Giulio per l'ospitalità e alla prossima. Grazie mille a Gianluca Veneziani, giornalista di Libero. Ora, come ogni mercoledì, ci colleghiamo con Laura Cavandoli, deputata della Lega. Ciao Laura, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Grazie mille Laura. Allora raccontaci un po' quali sono le ultime novità dalla Camera. Ieri è stata una giornata intensa, no? Avete approvato la proposta di legge sulle semplificazioni fiscali. Raccontaci un po' nella maniera più semplice possibile di cosa si tratta. Sì, è stata una legge che io sono molto orgogliosa perché l'abbiamo fatta nella commissione, quindi è molto trazione Lega, diciamo, sì. Quindi nell'interesse dei cittadini. Abbiamo fatto delle piccole modifiche per semplificare la burocrazia dal punto di vista fiscale. Per esempio abbiamo aumentato la possibilità per le tasse scolastiche, per esempio, di riversarle col modello F24, risparmiando i soldi del bollettino postale. Abbiamo per le locazioni a canone agevolato o con cedolare secca dato la possibilità di avere degli adempimenti automatici, quindi senza che
il proprietario di casa o l'inquilino debba recarsi all'Agenzia delle Entrate e fare il modulo automaticamente il modulo per il rinnovo. Poi abbiamo previsto che la dichiarazione immutati abbia scadenza 31 dicembre, quindi c'è tutto l'anno per presentarla. E poi abbiamo previsto qualche semplificazione per quello che riguarda la tassazione degli immobili dati in comodato ai parenti. Sì. Quindi ancora incentivi sempre per il rientro dei lavoratori all'estero, che ancora saranno aumentati nella conversione del decreto crescita. Insomma, sono tutti piccole cose dal punto di vista diciamo normativo, ma grandi cose perché si vuole sempre semplificare la burocrazia e gli adempimenti, soprattutto a carico dei contribuenti più semplici. Ecco, molto importante, dal 1 luglio la fatturazione elettronica potrà essere messa 15 giorni e non più 10 dopo l'effettuazione della prestazione, quindi c'è ancora più tempo. Quindi abbiamo cercato di favorire il più possibile le imprese professionisti che devono adempiere a fare questi adempimenti, proprio per alleggerirli da un po' di oneri e di obblighi. Benissimo. Stringenti. Senti Laura, poi anche un altro provvedimento importante, la conversione in legge del decreto Brexit. Cosa prevede questo decreto? Sì, questo decreto è stato fatto tempestivamente con molta attenzione da parte del nostro governo, è stato convertito, quindi tra poco entrerà in vigore, ovviamente nel prevedere che il Regno Unito non approverà l'accordo con l'Unione Europea per l'uscita dall'Europa. Prevede quindi tutela dei nostri lavoratori, dei ricercatori, degli studenti che sono nel Regno Unito, con ovviamente la reciprocità, quindi noi riconosceremo i lavoratori in Italia, i ricercatori in Italia del Regno Unito e viceversa là. Prevede altri passaggi per quello che riguarda le imprese assicurative, bancarie e quindi gli operatori economici che del Regno Unito operano nel nostro territorio, proprio perché si vuole evitare che l'assenza di un accordo renda queste imprese fuori dalla comunità, quindi extracomunitarie, con una serie di blocchi e di nuove autorizzazioni che devono chiedere. Quindi si va a cercare di mantenere i rapporti esistenti, quindi i contratti in essere vengono prorogati di 2 o 3 anni in automatico, proprio per evitare problemi operativi a chi si sta affidando a dei gestori del Regno Unito. Quindi da questo punto di vista è la parte diciamo più operativa, e poi c'è tutta una parte un po' più diciamo elettorale, proprio perché il 23 maggio il Regno Unito andrà a votare alle europee e anche lì dicono tutti che sarà un nuovo referendum sulla Brexit, perché per il momento il Regno Unito ha diritto a restare nell'Unione Europea fino al 31 ottobre 2019, poi secondo quello che è il trattato dovrebbe andarsene. È chiaro che se vinceranno gli europeisti si potrà probabilmente riprendere la decisione in mano, e quindi perché l'Unione Europea l'ha assicurato la facoltà di ritirare la dichiarazione di recesso, quindi di exit dall'Europa. Quindi mi sento di dirlo, è importante per gli inglesi così come è importante per gli italiani andare a votare e votiamo chi vuole l'interesse del proprio paese. E Laura, ricordiamo sabato 18 maggio alle 15 ci sarai anche tu a Piazza Duomo. Certamente, da Parma abbiamo 2 pullman, quindi sì, sabato 18 maggio dalle 15 ci sarà il corteo, e poi alle 16:15, 16:30 in Piazza Duomo ci saranno il comizio, che non sarà uno solo, perché ci sarà, oltre al nostro capitano, leader Matteo Salvini, ci saranno tutti diciamo i movimenti sovranisti, quindi più diciamo a tutela, che poi a me non piace tanto il termine sovranista, però chi vuole tutelare i propri paesi nei confronti di un'Unione Europea che sta dettando delle regole non condivise, e quindi ci saranno tutti questi leader. È importantissimo esserci, e lo dico perché sempre perché si imparerà tantissimo, e poi dà veramente molta carica andare a seguire questi eventi, e quindi io invito tutti gli ascoltatori a venire, che sarà una giornata stupenda. Certo. Senti Laura, oggi di cosa si discuterà alla Camera?
Oggi abbiamo solamente un question time perché abbiamo fatto 2 giornate un po' intense e quindi abbiamo terminato i lavori d'aula previsti ieri sera, insomma verso le 9:30, 10. Quindi per oggi c'è solamente question time, ci sarà il ministro Salvini e risponderà fra l'altro anche un'interrogazione del gruppo della Lega proprio sull'utilizzo del taser da parte degli agenti di polizia locale. Sì. E questo insomma ci sarà sicuramente una comunicazione, perché ovviamente è una novità applicativa del decreto Salvini, legge Salvini, che è stata approvata da ottobre dello scorso anno. Certo. Laura, abbiamo una telefonata. Pronto? Sentiamo, chi è in linea? Buongiorno a tutti, sono Cosmo Mitrano, ciao. Ciao Cosmo, ciao. Il direttore ci sente? Il direttore è un attimo di là. Allora, io sono sull'argomento precedente, cosiddetto fascismo. Allora, la legge fatta da Fiano, Gribaudo, Laforgia, Verini e altri contro il cosiddetto fascismo è antidemocratica, quindi è anticostituzionale, è solo un espediente per colpire gli avversari politici. La Costituzione vieta la riorganizzazione di quel disciolto partito fascista, non vieta le idee le preserva con l'articolo 21. Il fascismo è la mancanza di democrazia. Chiunque operi in sfavore della democrazia è fascista. La precisa connotazione del fascismo è la censura ostracista, quindi Fiano è uguale, se non peggio, a Mussolini, che costrinse per anni al confino il disegnatore vignettista Scalarini. Al direttore chiedo di tenere molto presente, a tutti ovviamente, il punto 12 della Costituzione, disposizioni finali e transitorie, che dice: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, e quindi di quel partito fascista. In deroga all'articolo 49 sono stabilite con leggi per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista per un quinquennio. Quindi anche quella di Mancino è contro la Costituzione. È discutibile la Scelba in parte, ma assolutamente la peggiore è quella di Fiano, il cui anagramma, Emanuele Fiano, è inumano e le fa. Il suo anagramma è questo. Ciao, un abbraccio a tutti. Cosmo, grazie. Laura, cerchiamo di tranquillizzare Cosmo. Sì, lo tranquillizziamo sotto vari motivi, perché è preparato, ha ragione ed è tutto giusto quello che ha detto dal punto di vista giuridico. Poi chiaramente non sono io a insegnarglielo. No, lo tranquillizzavo semplicemente perché la legge Fiano fu presentata nell'altra legislatura, quindi come tale decaduta. Ecco, con questa maggioranza mi sento di tranquillizzarlo sotto tutti i punti di vista. Sicuramente non andrà avanti perché è una legge totalmente antidemocratica. Quindi stiamo assolutamente tranquilli, ecco. Benissimo. Allora, Laura, purtroppo siamo oggi in chiusura. Ti ringraziamo come al solito per essere stata ospite qui con noi di mercoledì, come ogni mercoledì. Con te ci sentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie, ci vediamo sabato. Benissimo, benissimo. Grazie mille a Laura Cavandoli, deputata della Lega. Andiamo un attimo in pausa e ci risentiamo tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie.
Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Va ora in onda la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Direttore. Mi raccomando, diciamoglielo tutti, perché sei Giulio Cainarca. Non telefonate quando torna Giulio. Giulio c'è. Non è mai andato via. E tutte le mattine dalle 7:30 alle 9:30. Però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca. Avete capito? Perché ho preso il pullman alle 5 per venire da voi. La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Rieccoci carissimi amici e carissime amiche di RPL, guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Lo spread sfiora quota 290, rendimento ai minimi dal 2016. L'industria a marzo su ordini e fatturato. Di Maio dice basta slogan. Per il vice premier i numeri sono positivi e tempo di lavoro, serve responsabilità. Secondo l'Istat gli ordinativi registrano un incremento congiunturale del 2,2%, mentre nella media del primo trimestre del 2019 sono rimasti invariati rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Peggiora invece il dato tendenziale per il fatturato più 0,3% in termini congiunturali. Vediamo un'altra notizia di cronaca: maltratta alunni, arrestato un maestro, episodi filmati, anche il lancio di banchi. Lui dice ero esasperato. Un insegnante di una scuola elementare della Bassa Veronese è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti su un minore. Il maestro è finito ai domiciliari nell'indagine coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Pietro Pascucci. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe lanciato banchi in classe, spinto e strattonato gli alunni tra gli 8 e i 9 anni di età, che a suo parere non si comportavano bene. Gli episodi sono stati filmati dalle telecamere nascoste. Allora, adesso sentiamo l'intervento del ministro Salvini da Carpi e poi abbiamo ospite, Giulio dalla regia che saluto, abbiamo ospite il senatore del Movimento 5 Stelle, Ugo Grassi. Grazie per l'accoglienza che mi fa capire perché a sinistra qualcuno è nervoso, perché dopo 70 anni anche a Carpi si cambia. Poi scegliete voi, non scelgo io, però dall'aria che sento a Modena, a Reggio, in tante città, a Firenze, a Prato, c'è voglia di provare qualcosa di nuovo, quindi io ringrazio, fate un applauso ai candidati della Lega in comune che ci mettono il cuore, ce la mettono tutta. Sono giornate stupende, un po' impegnative, dove noi ci impegniamo a parlare di vita reale, di problemi degli italiani, di quello che fa l'Europa e di quello che vorremmo cambiasse in Europa, mentre altri fanno i processi alla storia, al passato. Se uno guarda la televisione non parlano di tasse, di giustizia, di sicurezza, di scuole, di disabili,
parlano di il fascismo, il razzismo, il nazismo. Siete vecchi. Quindi, poi per carità, io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. Dati ad oggi, sbarchi ridotti del 91% in Italia. 91%. Quindi vuol dire meno delinquenti, reati ridotti del 15%, violenze sessuali ridotte del 32%. Questi sono rapine ridotte del 20%. Mi pagate lo stipendio per combattere delinquenti e criminali, stiamo combattendo. Abbiamo sentito il ministro Salvini. Allora, tra pochissimo sentiremo il senatore del Movimento 5 Stelle Ugo Grassi. Adesso invece Giulio dalla regia è riuscito a ripristinare il collegamento e abbiamo con noi ospite il deputato di Fratelli d'Italia, il dottor Luca De Carlo. Buongiorno Luca. Buongiorno, senza dottore, sono Luca De Carlo. Luca De Carlo, allora ciao Luca, grazie mille. Buongiorno, ciao. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora Luca, ti presento molto velocemente. Tu sei nato a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sei stato eletto nella circoscrizione Veneto, sei il segretario della 13ª Commissione Agricoltura, anche il sindaco di Calalzo di Cadore. Allora Luca, raccontaci un po' come nasce la tua esperienza politica e come nasce anche la tua passione per la politica. Prego. Nascono contemporaneamente sostanzialmente. Io mi iscrivo al Fronte della Gioventù a 16 anni e da allora milito costantemente a destra, orgogliosamente a destra, prima naturalmente il Fronte della Gioventù, l'MSI, Alleanza Nazionale, il PDL, quando è diventato PDL, quando nasce Fratelli d'Italia, naturalmente il mio sbocco naturale è Fratelli d'Italia. In tutto questo percorso nel 2009, anzi nel 2005, mi candido in comune a Calalzo di 1.000 abitanti, consigliere, perdiamo, entro in minoranza, e 5 anni dopo mi candido sindaco, vinco, 5 anni dopo ancora, dopo aver amministrato 5 anni, rivinciamo, e adesso che sono scaduti 10 anni mi ricandido per la terza volta perché il mio comune è sotto i 3.000 abitanti, quindi non si può fare, mi ricandido a sindaco il 26 e torno a fare il sindaco. L'anno scorso, dopo essermi candidato alle regionali nel 2014 con un ottimo risultato, il 5% per Fratelli d'Italia a Belluno, che è un dato ancora oggi superiore al dato nazionale delle ultime europee, delle ultime politiche. L'anno scorso invece il 23 alle elezioni del 4 di marzo vengo eletto nella circoscrizione Veneto 1, quella del collegio, diciamo, Treviso-Belluno. E da un anno faccio anche il parlamentare. Ecco. Il parlamentare, membro della Commissione Agricoltura. Sì, membro della Commissione Agricoltura. Esatto. Ecco, quali sono le novità della Commissione Agricoltura? Noi tra l'altro, Luca, abbiamo qui il venerdì, ogni venerdì dalle 13:10 alle 14, una puntata integralmente dedicata all'agricoltura con il deputato della Lega Lorenzo Viviani. Abbiamo parlato con Lorenzo del decreto emergenze, no? Puoi anche tu ricordarci quali sono le misure più importanti di questo decreto, e poi ti chiedo anche di parlarci un po' delle misure per la montagna, ecco. Sì, intanto con Lorenzo Viviani abbiamo un ottimo rapporto, anzi la Commissione Agricoltura sinceramente è una delle commissioni più produttive del Parlamento, nella quale il clima anche lavorativo è molto buono, sia con i ragazzi della Lega, sia in quel caso con i ragazzi del 5 Stelle con cui magari ci confrontiamo molto più aspramente noi di Fratelli d'Italia sulle materie prettamente economiche. In agricoltura invece abbiamo una visione che è sostanzialmente quasi simile e quindi ci ha consentito per esempio di adottare provvedimenti come la legge sul biologico, che è una legge importante che sostiene l'agricoltura biologica, che in alcune, non può essere sicuramente l'unica agricoltura presente in Italia,
perché l'agricoltura integrata è ancora l'agricoltura, il metodo integrato è ancora l'agricoltura che secondo me e secondo tutti, insomma anche gli operatori, è quella che più riesce a soddisfare i bisogni di tutti. Però è un mercato biologico che è in forte crescita, e lì che è un mercato assolutamente adattabile a quelle aree marginali, e qui abbiamo appunto sul discorso della montagna, che invece in determinate aree, proprio come la mia, dove una cultura comunque estensiva e intensiva non è assolutamente possibile, l'agricoltura bio invece legata al territorio, alla promozione del territorio, è qualcosa che assolutamente può essere utile allo sviluppo del territorio, e quindi abbiamo legiferato, tra l'altro con un voto quasi unanime, mi pare che anzi solo Forza Italia si è astenuta, a dimostrazione di come sia ormai un partito, mi cresce dirlo perché in tanti territori lavoriamo assieme, ma ormai sia un partito che forse ha perso un po' la tramontana del centrodestra, che c'è un po' purtroppo avvicinando a quel PD, soprattutto al PD di Renzi, che è innaturale per un elettore di centrodestra, che ricordiamo essere il centrodestra maggioritario in questo paese, così come l'abbiamo conosciuto fino a ieri. Io auspico che ci sia, dopo il 26 ovviamente, la nostra posizione è quella che ci possa essere un'alternativa, la nostra, ad un governo come questo, e riuscire finalmente con la Lega a governare questo paese. Ecco, senti, prego Luca. No, diciamo che questo è quello che auspico al 26, ecco, abbiamo parlato un po' di tutto. Sulla montagna, ritornando a quel tema che mi è carissimo, perché il mio comune, Calassi di Cadore, in provincia di Belluno, è a 800 metri, ma insomma rappresenta un po' tutta quell'area che va da Cortina, da Bronzo di Cadore, quindi un'area dei monumenti patrimonio dell'umanità. Credo che sulla montagna si debba cominciare finalmente a ragionare a livello nazionale, perché i problemi che abbiamo a Belluno, come i problemi che possiamo avere in Valsese, i problemi che abbiamo in altre aree non a statuto speciale, che quelli vivono di una vita assolutamente differente, sono problemi assolutamente comuni a tutta la montagna. Io sono collega, perché onorevole anche lui, deputato di Fratelli d'Italia, del sindaco di Leonessa in provincia di Rieti, ha gli stessi problemi. Quando mi confronto sui problemi, abbiamo gli stessi problemi. Vorremmo avere degli strumenti per risolverli efficaci, tipo la possibilità di incidere fortemente sulla forestazione, che in questi giorni, in questi anni ha di fatto riempito assolutamente i nostri paesi di una nuova geografia, che non è un ambientalismo, ma è qualcosa che sa più di soffocamento da parte delle piante, perché non c'è stata una regia assolutamente del territorio, che poi purtroppo ha portato a quei casi di alluvioni o di smottamenti con cui oggi un sindaco come me, ma come tanti, sono chiamati a fronteggiare, e che il decreto emergenza ha fatto anche, è intervenuto anche su questo per tornare a quel discorso. E qui va dato atto al governo di aver fatto un ottimo lavoro. Io sono molto obiettivo sulle questioni. Sono dei provvedimenti che io ho apprezzato fortemente di questo governo, quelli legati alla sicurezza o quelli legati proprio a questo ristoro dei danni, e magari provvedimenti che ho apprezzato molto meno, quelli legati più prettamente all'economia. È evidente però che in montagna oggi bisogna riscrivere le regole, perché mi pare assolutamente assodato che una montagna che frana non frana in montagna, ma frana a valle, e quindi le conseguenze le pagherebbero anche i grandi centri urbani. Per di più c'è un grandissimo ritorno all'urbanità, all'agricoltura, come ho detto prima, biologica, alla montagna, allo sviluppo sostenibile. Pensare di fare operazioni che vanno in questo senso, senza tener conto dell'importanza delle aree rurali e marginali come la montagna, sarebbe un grande errore. Quindi io credo molto che la soluzione di questi problemi la si abbia attraverso una vera autonomia, ma soprattutto un'autonomia di gestione e di scelta degli enti locali più prossimi ai cittadini e ai sindaci, e cioè le province tanto vituperate, che poi ci si è resi conto dell'importanza che rivestivano proprio nel momento in cui non c'erano più. La scellerata riforma del Rio di fatto ha privato i cittadini di un riferimento prossimo come quello delle province, che ha penalizzato e danneggiato soprattutto le zone. Pensa alla mia provincia di Belluno, che è incastonata tra due province a statuto speciale, e tra due regioni a statuto speciale, l'Alto Adige da una parte e la provincia di Udine e Pordenone dall'altra, anche quella regione a statuto speciale. È oggettivamente difficile, però insomma
Le gente di montagna come e del nord di montagna, ma anche del sud di montagna, sono sempre state volitive e non si sono mai piante addosso, quindi sono fiducioso. Benissimo. Senti Luca, voi di Fratelli d'Italia, per quanto riguarda la violenza sulle donne, che provvedimenti sostenete? Guardi, noi siamo assolutamente per la castrazione clinica, lo abbiamo sempre detto, abbiamo presentato emendamenti, abbiamo presentato mozioni in aula, siamo totalmente, anche e non solo perché siamo l'unico partito che ha un leader donna, e soprattutto un partito di destra che ha un leader donna come Giorgia Meloni, che su questi temi è assolutamente intransito. Noi crediamo che il rispetto per la donna sia fondamentale per qualsiasi tipo di società, soprattutto per la società che vorremmo noi e che vede un uomo, una donna fare una famiglia e partorire dei figli, famiglia sulla quale si costruisce la società secondo la visione nostra di Fratelli d'Italia, ma so che essere una visione anche maggioritaria di uno dei due partiti che oggi è al governo, dell'altro non lo so. Benissimo. Allora Luca, purtroppo siamo in chiusura, ti ringraziamo per essere intervenuto qui questa mattina, buon proseguimento di giornata e buon lavoro e grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie mille. Allora, adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo il senatore del Movimento 5 Stelle, il dottor Ugo Grassi. Ciao Ugo, buongiorno. Buongiorno a loro, grazie per l'invito. Allora, raccontaci un po' ieri che giornata è stata al Senato, una giornata intensa, è stato approvato il provvedimento che riguarda il voto di scambio. Di che provvedimento si tratta? Dunque, abbiamo riformulato l'articolo 416 ter del Codice Penale in modo da rendere la fattispecie penale più precisa. Adesso viene punita anche la condotta di coloro i quali accettano la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni a delinquere, quindi non soltanto il voto di scambio realizzato direttamente utilizzando le modalità comportamentali delle associazioni a delinquere, ma anche avvalendosi di chi è appartenente all'associazione a delinquere. Quindi è una norma che include la precedente fattispecie penale, però nello stesso tempo la rende più ampia per dar rilievo a comportamenti che sono socialmente inaccettabili. Insomma, chiedere al mafioso, in altri termini, dammi una mano per farmi eleggere, penso che sia quasi inutile spiegare per quale ragione si tratti di una condotta censurabile sotto il profilo sociale e adesso anche penale. Ecco, oggi invece che programma c'è al Senato? Beh, adesso si sta discutendo sul tema della Filella. È una lunga discussione, sto ascoltando i colleghi intervenire sul tema e devo dire rimane proprio su tutto l'arco parlamentare una gran varietà di opinioni. È una questione estremamente delicata sulla quale è difficile prendere davvero una posizione. Ovviamente io come professore universitario ritengo che debba in ogni caso prevalere i criteri scientifici, però sentendo i colleghi di tutte le forze politiche devo dire che c'è anche incertezza su quello che si possa definire scienza in questo caso. Benissimo. Carissimo Ugo, per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, come sta andando dai vostri risultati? Ecco, come va? Dunque, i dati sono estremamente positivi. Contesto la vulgata che alcuni giornali diffondono, secondo cui in quelle tessere, in quelle card sarebbero contenuti pochi soldi, somme contenute, perché in realtà i dati dicono che ben il 21% di coloro che hanno avuto il reddito di cittadinanza ha avuto una somma intorno, se non superiore ai 750 euro, quindi somme vicine al massimo, ovviamente calcolato per singolo, indicato nel provvedimento. Poi c'è una soglia consistente, mi pare di circa il 50-60% di persone che prendono somme tra i 300 e i 500 euro, e poi c'è indubbiamente una parte, ma non è maggioritaria, di persone che ricevono una somma inferiore, ma non dimentichiamoci, questa è una somma che ha una natura integrativa. Se i criteri ISEE indicano che già in qualche modo vi sono altre entrate, certo non dobbiamo andare a sommare denaro su denaro. 780 euro è considerata la soglia minima per una vita dignitosa. Quindi dal nostro punto di vista, numeri alla mano,
un risultato eccellente. Non dimentichiamoci poi che questo provvedimento non è un provvedimento esclusivamente di natura assistenziale, è un provvedimento misto, perché ci sono anche consistenti misure di sostegno alle imprese. Insomma, la logica è ponti d'oro alle imprese che assumono coloro che sono rimasti fuori dal mondo del lavoro. Perfetto. Senti Ugo, oggi c'è un'intervista al Corriere della Sera del ministro Salvini che vi chiede di andare avanti, andiamo avanti, basta con gli attacchi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti ieri in TV è parso pessimista, dice troppi scontri. Allora, secondo te, dopo le elezioni europee o anche prima, i toni si abbasseranno, ci sarà più accordo? Tu come la pensi? Dunque, per quanto riguarda il rapporto tra noi e la Lega a livello parlamentare, non posso non segnalare che il rapporto è eccellente, questo è vero. È anche vero che poi però si tratta di due forze politiche che hanno su alcuni temi delle posizioni diverse. Ma se posso fare un esempio, mi vengono in mente quegli amici che rimangono amici però poi litigano praticamente sulla squadra di calcio, sul luogo delle vacanze, però alla fine il rapporto rimane intatto. Credo che in ragione delle diversità un contrasto, una certa amichevole conflittualità fosse inevitabile, ma da qui a dire che la maggioranza sia in crisi, no, secondo me proprio non c'è materia sufficiente, non c'è spazio per un'affermazione di questo genere. Io sono convinto che continueremo tranquillamente a governare. Continueremo a governare mostrando delle diversità di vedute su alcuni temi, ma d'altra parte questo fa parte delle regole del gioco. Senti Ugo, il 18 maggio c'è la riunione in Piazza Duomo con il ministro Salvini. Anche voi di 5 Stelle, se non sbaglio, il 23 maggio vi riunite in Piazza del Popolo a Roma? Sì, io ne ho notizia, sì, esatto. Ecco, tu come per le elezioni europee quali previsioni puoi fare? Ma dunque, veramente qui ci vuole la sfera di cristallo, anche perché ormai dei sondaggi mi fido poco, in verità. E questo atteggiamento di sfiducia nei confronti dei sondaggi, devo dire, viene anche dalla Lega, che invece negli ultimi mesi si è vista premiata da questi sondaggi. Posso dire, più che fare una previsione, posso dire qual è la mia speranza. Io credo che tutti i popoli europei dovrebbero dare un segnale all'Unione Europea di cambiamento. Sia chiaro, noi non siamo anti-europeisti, perché qui passa spesso un messaggio sbagliato. Chi critica l'Unione Europea allora è anti-europeista, quindi è un sovranista, quindi vuole tornare all'indomani del congresso di Vienna, i primi dell'Ottocento. No, siamo europei, si rimane in Europa, la storia non torna indietro. Si sta insieme e insieme si deve stare. Però si deve stare insieme secondo delle regole che siano chiare e che permettono a tutti gli Stati membri di avere pari dignità. Questo è il punto. La struttura dell'Unione Europea non è una struttura esente da critiche. Guardi, dal punto di vista tecnico, sarò rapidissimo. L'Unione Europea si basa su un meccanismo bicamerale. L'Unione Europea è una struttura extrastatale, sovrastatale di natura bicamerale. Il punto è che le due Camere non sono paritarie, perché una è elettiva e va benissimo, è il Parlamento europeo. L'altra Camera, che ha funzioni di normazione primaria, io lo ricordo sempre, è in realtà una Camera cooptativa, perché è composta dai ministri degli Stati membri che si riuniscono competenti per materia. In altri termini, il ministro dell'economia, per dire, a Fiumicino, quando si imbarca, è potere esecutivo, in volo magicamente verso Bruxelles si trasforma in potere legislativo. Questo è uno degli elementi che va corretto. Tenga conto che facevo questo discorso più di un anno fa con un giornalista del Frankfurter Allgemeine che era venuto ad intervistare un ignoto candidato nel cuore dell'Irpinia. Gli fece questa obiezione. Lui mi guardò stupito e mi disse: ma sa che lei è il primo politico, io ovviamente lo interruppi e dissi: la ringrazio, ma è ancora tutta da giocare la partita, che mi parla di Unione Europea? E poi mi diede una oggettiva e franca spiegazione. Mi disse: questa struttura anomala è l'unico modo che c'è di tenere dentro paesi più forti
a scapito di paesi più deboli. Benissimo. E la ragione sta tutta qui, e questo è il problema. Quindi noi vogliamo l'Europa, ma vogliamo anche che l'Europa si evolva, divenga una vera democrazia nel rispetto dei principi di separazione dei poteri: potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Grazie mille Ugo, purtroppo siamo in chiusura, ci risentiamo prossimamente e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a loro. Allora, abbiamo Andrea Nadara, deputato della Lega, al telefono con noi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Ciao Andrea, dobbiamo essere molto sintetici perché oggi gli ospiti sono stati numerosissimi. Andrea, raccontaci un po' le novità che giungono dalla pubblica amministrazione. Ieri il ministro Giulia Bongiorno ha partecipato al forum sulla pubblica amministrazione. Ha dato delle novità, ha annunciato delle novità. Assolutamente sì. Innanzitutto ha anticipato che nei prossimi 3 o 4 anni saranno quasi 500.000 i dipendenti pubblici che potrebbero andare in pensione per l'effetto di varie misure di riduzione della spesa riguardo a opzione donna, cioè quindi per le pensioni di vecchiaia a opzione donna, le pensioni anticipate e la famosa quota 100. Quindi si è messo in moto il nostro ministro, visto e considerato che oggi c'è un grosso problema per i giovani che non riescono a trovare il lavoro quando escono dall'università. Per sostituire queste 500.000 persone si è deciso di creare un corso che permetta ai ragazzi dell'università, alla fine del proprio percorso, di poter affrontare un corso direttamente per l'amministrazione pubblica. Questo permetterebbe a chi si iscrive all'università di sapere che ha questa opportunità per entrare e per essere assunti nell'amministrazione pubblica. Stiamo parlando di un piano effettivamente concreto per fare un ricambio generazionale. Il ricambio sicuramente creerà qualche problema tra chi andrà in pensione e chi si insedierà all'interno della sanità piuttosto che nella scuola o in quegli enti locali che comunque dovranno mandare in pensione le persone. Però mi sembra un'ottima opportunità questa anche per fare un ricambio generazionale, per dare l'opportunità ai nostri giovani di trovare un posto di lavoro in tempi brevi. Benissimo. Senti Andrea, novità dalla tua commissione attività produttive e commercio? Sì, stiamo aspettando che arrivi, penso che sia una questione di pochi minuti o al massimo di qualche ora, il decreto crescita, che abbiamo già detto in passato. Ci saranno delle grosse novità all'interno per aiutare il commercio e le attività produttive. Stiamo facendo sintesi con i 5 Stelle, ci sono alcuni punti dove non troviamo convergenza, ma sono fiducioso che nelle prossime ore si arrivi alla sintesi e si possa comunque approvare all'interno della Commissione per far sì che poi approdi in aula. Ecco, senti Andrea, un commento veloce sulla notizia delle elemosiniere del Papa. Tu come la giudichi questa vicenda? Ma la giudico che secondo me è stato fatto un gesto scorretto, perché allora tutti in Italia dovrebbero seguire quanto è stato fatto dal Cardinale. Io voglio ricordare che queste persone, queste 450 persone, stanno occupando comunque uno stabile che mi risulta sia di proprietà dell'INPS. Ci sono 300.000 euro di bollette non pagate e averlo riattivato vuol dire portare avanti l'illegalità. Allora tutti in Italia, se fanno così, diventa veramente un problema. Il Cardinale si è detto disponibile a pagare le bollette future, per carità, quelle precedenti chi le paga? Io so che se è vero quel che ho letto e quel che mi è stato riferito, Acea, cioè Arentica, la società di Acea, proprio oggi in queste ore ha presentato un esposto contro Ignotti, che ci prefigura che è quello di energia. Quindi non mi sembra corretto il modo in cui si sia comportato il Cardinale. Benissimo. Anche perché se tutti fanno così, alla fine io non so di questo paese con cosa rimarrà. Io voglio ricordare una cosa molto importante, che il ministro Salvini insieme alle prefetture sta portando avanti un piano proprio per
per sgomberare di questi palazzi occupati, perché è ingiusto che si continui in questo senso. Benissimo Andrea, purtroppo siamo arrivati al termine del nostro programma, ti ringraziamo per essere stato qui con noi, come al solito sempre disponibile. Buona giornata, buon proseguimento di lavoro alla Camera, ci risentiamo presto. Ricordatevi tutti sabato 18, mi raccomando. Alle 15 in Piazza alle 15. Grazie mille ad Andrea Dara e grazie a tutti. Tra poco Lucio Brignoli che è qui al di là del vetro con Giulio Carnelli che saluto. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.